Accoltellato in via D'Azeglio mentre rientrava a casa dal ristorante in cui lavora, l'aggressore avrebbe detto pentiti, poi è partito il fendente al fianco, indaga la polizia. Sfonda una ringhiera con l'auto e si cappotta in via Caboto a Trieste. La 29enne è stata salvata dai pompieri che l'hanno estratta dalle lamiere, ricoverata all'ospedale. 3 giovani ragazzi sorpresi e travolti dalla piena del fiume Nattisone a Orsari di Premariacco, ricerche a tappeto in corso da inizio pomeriggio. Temporali a raffica a Trieste, via Mazzini con un fiume in piena, 15 allagamenti e poi nella notte la segnalazione di alcune trombe marine in golfo. Il ricordo di Mario Pecorari e la sua amata Vespa, l'intervista nel nostro TG l'anno scorso al raduno di Trebiciano, 300 vespisti lo saluteranno al funerale di sabato. Promo mare al via nel punto più a nord del Mediterraneo, parte a Monfalcone la kermesse sportiva e culturale al canale Valentinis. Oltre 110.000 visitatori in 4 mesi per la mostra evento di Van Gogh al Museo Revoltella di Trieste, numeri da record ogni epoca. Buonasera e ben trovati a una nuova edizione del telegiornale di Tele4. Il cameriere di un noto ristorante pizzeria nel centro di Trieste è stato accoltellato la notte scorsa mentre rientrava a casa in via D'Azeglio al termine del suo turno di lavoro. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale di Cattinare in condizioni gravi ma non critiche. Il servizio di Marco Stabile. Via Massimo D'Azeglio, quella che collega l'area dell'ospedale Maggiore con via Pascoli. È qui che questa notte, poco dopo mezzanotte, un 37enne italiano è stato accoltellato da un connazionale di circa 30 anni. C'è un primo identikit alto, biondo, sopra il 1,80 m. La polizia sta indagando sull'episodio. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale di Cattinara perché raggiunto da un fendente a un fianco. Per fortuna non è in pericolo di vita. La vittima dell'aggressione è un dipendente dell'osteria di Casa Pepe di via Nordio, gestita da Pietro Savarese, ed è stato proprio il titolare del ristorante pizzeria a soccorrere per primo il cameriere, che lo ha chiamato in cerca d'aiuto subito dopo essere stato raggiunto dal fendente. Era portato via con sé una pizza, una persona super tranquilla, queste vite, la moglie così, era un questo profilo molto basso, si incamminava verso casa a piedi e gli è arrivato uno da dietro dicendogli l'ha preso per il giubbotto dicendo ti devi pentire, e questo lui si è girato e ha detto guarda forse hai sbagliato persona perché non ci conosciamo, e questo mentre gli stava dicendo questo gli ha dato questa coltellata e poi giustamente ha chiamato qua in pizzeria sul mio telefonino, mi ha detto guarda non so, io pensavo che scherzasse, sono stato accoltellato. Vabbè, dove sei? Sono in via D'Azeglio. Siccome non sono andato in panico pure io, non trovavo le chiavi e è venuto lui verso la pizzeria, verso via Ginnastica, l'ho preso, l'ho caricato in macchina e l'ho portato su a Cattinara. Non si tratta dunque di una rapina né di una questione legata alla piccola criminalità. In un primo momento si pensava a un regolamento di conti personali, ma nelle ultime ore, mentre proseguono le indagini della polizia, la pista principale sembra orientata a un aggressore con problemi di salute mentale. A Cattinara, poi mentre per il tragitto gli chiedevo ma se era straniero, se era italiano, ha detto no, era uno alto, biondo, parlava bene in italiano, però non l'ho mai visto prima, non lo conoscevo. Un grave incidente ieri sera a Trieste in via Caboto. Una donna di 29 anni si è schiantata contro i cancelli dello stabilimento Europavimenti, sfondando la ringhiera in ferro e rimanendo intrappolata fra le lamiere dell'auto. Super lavoro di pompieri e sanitari per soccorrere la malcapitata. Vediamo. La sega circolare per liberare l'auto da ciò che rimane della ringhiera di ferro e l'utilizzo delle cesoie idrauliche per aprire le lamiere della macchina e liberare la giovane rimasta incastrata dopo l'incidente. Un impatto violentissimo, poteva essere una tragedia. All'1 della notte passata una ragazza di 29 anni si è schiantata con l'automobile contro i cancelli dello stabilimento Europavimenti di via Caboto. La perdita di controllo dell'auto è stata facilitata dalle piogge abbondanti che hanno reso scivoloso l'asfalto. La giovane ha sfondato col muso dell'auto la ringhiera e il
il mezzo si è ribaltato su un lato. Nell'impatto sono scoppiati gli airbag e le lamiere dell'auto si sono piegate fino a schiacciare il corpo della malcapitata. La donna è stata prima soccorsa dai vigili del fuoco, che hanno avuto non poca difficoltà per liberare sia l'auto che la donna finita con il proprio mezzo praticamente dentro lo stabilimento. Il personale del 118 arrivato sul posto ha aiutato i pompieri a liberare la 29enne, alla quale sono state date le prime cure sul posto. Poi la donna è stata stabilizzata sulla barella e caricata in ambulanza in direzione ospedale di Cattinara. La giovane ha riportato fratture a entrambe le gambe, ad alcune costole e vertebre, ma non è in pericolo di vita. Terminato il soccorso della ferita, i pompieri hanno completato la messa in sicurezza del mezzo e dell'area dell'incidente e atteso l'arrivo del carro attrezzi. Sul posto anche la polizia locale per sovrintendere le operazioni e gestire la viabilità. Ci sono gli ospiti di Ring per questa sera alle 21:10 con Ferdinando Avarino, Michele Babuder di Forza Italia, Federico Monti, adesso Trieste, Roberto Mandler, lista Russo.Franco e Gabriele Cinquepalmi di Fratelli d'Italia. Il dibattito politico questa sera alle 21:10 a Ring. E ora una lunga pagina di maltempo, ricerche in corso dei 3 ragazzi dispersi, si crede si tratti di 3 romeni, 2 ragazze di 17 anni e un ragazzo di 25 che sono stati travolti dalla piena del fiume Nattisone a Premariacco in Friuli. Vedete le immagini di questo abbraccio tra i 2 che sono riusciti a chiamare i soccorsi con il loro cellulare per poi però essere travolti dalla piena del fiume. Sul posto ovviamente forze dell'ordine, vigili del fuoco con tutti i reparti specializzati, dall'elicottero ai sommozzatori, per tutti i tentativi fin dal primo pomeriggio di recupero di questi ragazzi. Vediamo anche delle altre foto che fanno vedere la situazione di questo pomeriggio sul fiume Nattisone, che ha straripato e di fatto portato via i ragazzi con la corrente che impetuosa non gli ha lasciato scampo, non riuscivano a rimanere fermi e tornare a riva, motivo per cui i soccorritori stanno ancora lavorando. Rientra però l'elisoccorso e continuano i sommozzatori dei vigili del fuoco, continueranno anche nella notte. Lunghe code si sono formate, ovviamente strada chiusa a Premariacco nei pressi del fiume dove c'è il pontile, proprio perché bisognava permettere i lavori, però i ragazzi non sono stati trovati. Un momento fugace in cui si sono intravisti è stato questo: li vedete i 3 ragazzi, 2 ragazze e un ragazzo di 17 e 25 anni alla deriva, o meglio trasportati dalla forza del fiume. I sommozzatori e i vigili del fuoco hanno provato a calare col verricello una corda per farli agganciare, ma non è stato un tentativo purtroppo riuscito e quindi sono di nuovo scomparsi nel nulla. Quanto si apprende potrebbero essere romeni. Una di queste persone, una delle ragazze di 17 anni, vive a Campoformido. Queste sono le ultime indiscrezioni. Naturalmente, come ricordato, vanno avanti le ricerche per tutta la notte. Maggiori aggiornamenti su questo fatto nelle prossime ore nei nostri telegiornali, ma in realtà ovviamente già da sveglia Trieste domani mattina. Continuiamo a parlare di maltempo e ci spostiamo a Trieste, proprio allagamenti nel centro. Ieri pomeriggio e trombe d'aria in golfo nel corso della notte sono gli effetti dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sul capoluogo giuliano, con forti e ripetuti temporali in tutte le ultime 24 ore. Il punto della situazione nel servizio. Pazzesco. Il tassista che non sa dove far scendere il cliente in una via Mazzini come un fiume in piena è l'immagine più emblematica dell'ondata di maltempo che si è abbattuta su Trieste. A pagare lo scotto peggiore è proprio il centro storico, con pedoni costretti a guardare strade e sottopassi dopo essersi opportunamente tolti le scarpe, auto in panne sotto i cavalcavia e una quindicina di allagamenti fra scantinati, garage e la galleria Fenice che collega via Battisti a via San Francesco. Nella notte poi i ripetuti temporali che si sono abbattuti fra il capoluogo giuliano, Muggia e il litorale istriano hanno dato vita anche ad alcune trombe marine segnalate in golfo, un fenomeno monitorato dagli appassionati di tornado in Italia e spiegato poi nel dettaglio dai previsori dell'osservatorio meteo regionale dell'ARPA. Già ieri mattina sulla costa l'atmosfera era particolarmente calda e umida, e con questa situazione l'arrivo dell'aria più fresca in quota, una depressione che ci sta interessando,
sono condizioni decisamente favorevoli, oltre che ai temporali con piogge intense come abbiamo visto, anche alla possibile formazione di trombe marine, anche perché dobbiamo ricordare che il mare comincia a essere già piuttosto caldo. Nei giorni scorsi in superficie l'acqua aveva già 21-22 gradi e quando in quota come oggi arriva aria più fresca a 3000 metri, dall'idea ci sono 0 gradi, c'è un bel contrasto termico che appunto può portare a questi fenomeni che di solito però sono molto localizzati. Quanto al weekend all'orizzonte, queste le previsioni. Decisamente meglio domani, e avremo una giornata più stabile con diciamo poco vento e temperature anche che riprendono, dovrebbe esserci anche un po' di sole, insomma, soprattutto sulla costa. Resta però comunque un po' di variabilità anche domenica, condizioni direi più soleggiate sulla costa ancora rispetto a domani, ma diciamo resta comunque sempre un po' di moderata instabilità. Saranno in 300 in sella a Vespe e Lambrette a salutare Mario Pecorari in occasione dei funerali fissati per sabato 8 giugno. Il 70enne scomparso a causa di un incidente stradale domenica scorsa aveva rilasciato un'intervista alla nostra emittente in occasione del raduno del Vespa Club di Trebiciano nell'agosto scorso. Vediamo il servizio. Mario, lei è venuto a bordo di che Vespa? Della mia la chiamo Crodi perché in Triestin Crodiga, perché come tutte le Crodighe prevedibile, può andare, può non andare, Vespa. Ma lei la smonta, la rimonta, cioè sa far tutto, sa mettere mano dovunque ormai. Allora, siamo abituati a viaggiare con mia moglie e purtroppo in tanti posti se non sai metterci le mani difficilmente riesci a risolvere il problema, tutto qua. È così che la famiglia e gli amici vogliono ricordare Mario Pecorari con quel sorriso e quell'ironia che aveva regalato alle nostre telecamere in occasione del raduno dei vespisti di Trebiciano andato in scena nell'agosto scorso. Era un decano del mondo della Vespa e un giramondo, il 70enne morto domenica scorsa in un incidente in piazza Volontari Giuliani. Ecco perché saranno in 300 fra vespisti e amanti della Lambretta da tutta Italia che sabato 8 giugno, in occasione del funerale alla cattedrale di San Giusto, lo saluteranno nel suo ultimo viaggio sino al cimitero. Aveva viaggiato dappertutto in sella alle 2 ruote a motore più amate dagli italiani. I suoi viaggi, diventati libri, sono Vespeggiando in Sud America, ai confini del mondo, con una Vespa PX e un balzo nella storia dal Caucaso al vicino Oriente con la Vespa. Un terzo, sul suo ultimo tour in Indonesia, era in fase di ultimazione proprio in questo periodo. Ecco perché gli amici del Vespa Club Trieste e del Trieste in Lambretta stanno lavorando alla pubblicazione per poi venderla con ricavato devoluto interamente in beneficenza. Intanto i tanti appassionati, assieme alla moglie con cui aveva aperto il blog Mario e Sandra in viaggio, lo saluteranno con un serpentone in movimento nel suo ultimo viaggio. Via Bonomea chiusa questo pomeriggio per dei lavori urgenti di sostituzione del guardrail lungo il pontile, sempre di mattina ma a Barco, la vigile del fuoco all'opera per il taglio di alcuni rami pericolanti. Lavori urgenti nel ponte di via Bonomea, quello che si trova sopra i binari ferroviari per la sostituzione del guardrail. Questo primo pomeriggio, attorno alle 12:45, la polizia locale e le ditte incaricate hanno dovuto chiudere la via al transito per la sostituzione delle lamiere che delimitano la stretta carreggiata. Gli interventi avevano carattere d'urgenza e non si potevano procrastinare oltre, considerato anche il meteo piuttosto imprevedibile di queste settimane, che con scrosci violenti avrebbe potuto peggiorare la situazione. Le auto di passaggio per via Bonomea hanno dovuto fare retromarcia, manovre a volte non così semplici, data la via notevolmente stretta. Sempre in mattinata, in questo caso a Barcola, con un impatto notevolmente minore per quanto riguarda la viabilità, i vigili del fuoco sono intervenuti per il taglio di rami pericolanti sopra il locale Jumbo Burger in viale Miramare 263/1. Dopo la caduta di alcuni rami sul tetto del pub senza recare danni, i gestori hanno chiesto l'intervento dei pompieri che con un'autoscala sono intervenuti per rimuovere rami e fogliame che si affacciavano pericolosamente sull'esercizio, ma anche su marciapiedi e strada. Un tronco spezzato in due in particolare ha avuto un'attenzione di riguardo ed è stato rimosso. L'area era stata recentemente oggetto di potatura nella parte più bassa della vegetazione da parte di personale comunale, ma nei punti sovrastanti, che rientrano nella proprietà delle ferrovie, ci sono ugualmente molti alberi che a causa del maltempo rappresentano a periodi dei pericoli per persone o cose. 3 parcheggi di interscambio collegati via navetta con lo stadio e percorsi modificati per alcune linee di trasporto urbano. Trieste si prepara al concerto di Ultimo dopodomani.
In occasione del concerto di Ultimo, in programma domenica 2 giugno, a partire dalle 12, via Valmaura e via Miani saranno chiuse al traffico. I percorsi delle linee 8, 10, 52 della serale C subiranno pertanto delle modifiche. In direzione Valmaura, la 8 invertirà la marcia in piazzale Cagni e farà capolinea in via Flavia di fronte allo stadio. Il capolinea della 10 sarà posizionato davanti al Palatrieste. In direzione piazza Tommaseo, la linea 10 invertirà la marcia in piazzale Cagni per immettersi in via Flavia e proseguire regolarmente. La 52 effettuerà un'inversione di marcia alla rotonda del cimitero e farà capolinea in via Flavia di fronte allo stadio. Anche la linea notturna C farà capolinea di fronte allo stadio dopo aver fatto inversione di marcia in piazzale Cagni, mentre dalle 22:45, proveniente da piazza Goldoni, terminerà il percorso in via dell'Istria e invertirà la marcia di fronte al cimitero. Il Comune poi ha previsto 3 parcheggi di interscambio al Silos, a Montedoro e al supermercato Eurospar di via dell'Istria. Dalle 15:30 e fino a dopo la conclusione del concerto, tali parcheggi saranno collegati con lo stadio da una serie di autobus navetta. Quelli da Piazza della Libertà allo stadio effettueranno una serie di fermate intermedie in via Carducci, Largo Barriera, via Molino a Vento, via dell'Istria e Palatrieste, che saranno osservate anche al ritorno. Quelli da Montedoro non effettueranno fermate intermedie. Enrico Samer, Cavaliere del Lavoro, la nuova onorificenza per il triestino, presidente della Samer & Co Shipping, già insignito nel 2009 del titolo di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Vediamo. Presidente Samer, Cavaliere del Lavoro, innanzitutto che effetto fa? Diciamo, quando me l'hanno comunicato sono rimasto senza parole, sono rimasto veramente senza parole. Il mio primo pensiero è andato a mio padre. Sarebbe stato molto orgoglioso di questa onorificenza. Io in realtà, io e mia sorella, io lavoro con mia sorella da molti anni, da quasi 40 anni, non abbiamo fatto altro in qualche maniera che seguire, rafforzandolo il sentiero, la rotta che mio padre aveva già per noi tracciato. Quindi è stata questa la mia prima sensazione, è stata questa. Una rotta che parla di autostrada del mare, di porto, di un lavoro che è diventato sempre più importante, con sempre più linee e traffici sulle vostre banchine, ma anche l'attività consolare. Sì, diciamo che noi, la società nostra parte nel 1919 qui a Trieste, mio padre poi diventa il primo dirigente italiano invece di quelli inglesi, poi in qualche maniera la società diventa nostra nei primi anni 80 e l'autostrada del mare della Turchia, iniziata assieme alla compagnia di navigazione di Stato turca nel 1987, è quella che in qualche maniera ha dato il maggior sviluppo e la maggior presenza nel porto della nostra città, della nostra attività. È un'attività che è cresciuta di molto nel tempo, che è stata sempre accompagnata poi anche dalla presenza e dalla nostra rappresentanza consolare. Io sono console generale onorario di Turchia dal 1998, prima di avere mio padre, ma questa nostra qualità ci permetteva di partecipare a tutti gli accordi bilaterali tra Italia e Turchia e quindi essere partecipi e promotori di importanti iniziative proprio di rafforzamento di questa autostrada del mare. Il coordinamento per la sanità pubblica a Trieste è ancora sul piede di guerra contro le politiche regionali. Vediamo. Le persone si sono lamentate perché non riuscivano ad accedere alla visita specialistica, non c'era più un distretto così premuroso. Il coordinamento per la difesa della sanità pubblica a Trieste ha rimarcato la necessità di un cambio di passo delle politiche regionali e intanto è stato lanciato l'appuntamento del 12 giugno, assemblea pubblica alle 17 davanti alla chiesa serbo-ortodossa per una denuncia sull'annunciata fine del servizio pubblico a Trieste, come ripetuto dai vari slogan. In queste settimane il coordinamento per la difesa della sanità pubblica ha coinvolto la cittadinanza tramite un questionario al quale hanno risposto circa 3.000 persone. Il 12 giugno noi presenteremo i dati del questionario, oltre che racconteremo un po' quello che abbiamo fatto un po' più nel dettaglio di quanto riuscivamo a fare oggi e poi sentiremo la voce delle persone che sono lì, perché noi abbiamo invitato tutti gli aderenti al coordinamento per la difesa della sanità. Noi abbiamo iscritte 117 associazioni, di cui una 20-30 di scala nazionale, le altre tutte locali, che credo in buona parte parteciperanno, anche se oggi, devo essere onesta, vige un po' un clima difficile, siccome le associazioni lavorano
fanno parte dell'azienda, ricevono a volte anche dei finanziamenti per l'attività che svolgono, è evidente che non sono così sicure nel denunciare eventuali carenze o difficoltà, ma noi lo faremo, al posto loro lo faremo noi. Ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, torniamo fra poco con altre notizie e servizi. State con noi. Ancora un aggiornamento dall'incidente del fiume Nattisone, 3 ragazzi stranieri dispersi, ancora ricerche in corso che proseguiranno per tutta la notte. A quanto pare sembra che si sia arrivati a una sorta di identificazione dei ragazzi. Allora il ragazzo ha 25 anni e sarebbe di Udine, così come anche una ragazza di 23 anni e una terza ragazza ventenne è di Campoformido, quindi non un 25enne e 2 17enni, ma bensì un 25enne e una ragazza di 23 e una di circa 20 anni. Ovviamente sono informazioni che arrivano piano piano nel corso dei minuti, che vengono costantemente vagliate. Ricerche ancora in corso a Premariacco. I 3 ragazzi stranieri sono stati travolti dal fiume Nattisone in piena. Le ricerche appunto proseguiranno per tutta la notte. Oggi Monfalcone ha vissuto una giornata da molti e importanti significati. Nel punto più a nord del Mediterraneo si è aperta l'edizione 2024 di Promomare, anticipata dall'intitolazione della scalinata di Canale Valentinis a Norma Cossetto. Vediamo. 1, 2... Uno degli orgogli di Monfalcone è sicuramente il mare, il punto più a nord del Mediterraneo, inaugurato oggi, mescolando però tante attività tra culturali, sportive e anche di lavori pubblici, visti i lavori alla rotonda d'ingresso a Monfalcone, poi anche l'intitolazione a Norma Cossetto della scalinata del Valentinis e ovviamente la Kermesse Promomare, 3 giorni di attività dedicate al mare, non soltanto in acqua, anche a terra, con il villaggio allestito per l'occasione. È un giorno importante per Monfalcone, di festeggiamenti, di sport, di cultura, commemorazione e di uno sguardo al futuro. Un futuro che, come la storia della città ha insegnato, continuerà a guardare verso il mare, verso il punto più a nord del Mediterraneo in acqua. Per l'amministrazione comunale il coronamento di una lunga progettualità che culmina con la chiusura dei lavori di riqualificazione del canale Valentinis, un'opera simbolo della nuova attrattività del litorale monfalconese. Il tutto anticipato oggi dall'intitolazione della scalinata che collega il canale alla città a Norma Cossetto, giovane patriota istriana uccisa nelle foibe. Abbiamo riqualificato con un lavoro importantissimo del valore di 5 milioni e 200 che la Regione ha voluto finanziare, e la ringrazio di cuore perché aver compreso la ragione vera di questo intervento vuol dire capire che cosa vuole il territorio, ascoltarlo. La cerimonia è il preludio al taglio del nastro della 5ª edizione di Promomare, una 3 giorni dedicata al canale Valentinis e al Golfo di Panzano, finalizzata alla promozione di attività sportive e commerciali e che quest'anno per la prima volta è stata allestita e vissuta in mare. Promomare per la prima volta si realizza proprio dove deve stare, non più in piazza ma proprio fronte, punto più a nord del Mediterraneo. E su questo mare oggi si realizzano degli eventi bellissimi, delle regate incredibili e anche la festa dello sport per la parte marina con il kite, la canoa, il canottaggio, a ricordo anche di quanto sappiamo dare all'Italia dal punto di vista dei campioni. Questo sarà uno splendido teatro. Nelle scuole primarie d'Italia torna l'iniziativa Il mio diario, finalizzata all'educazione sulla legalità e la sicurezza. Vediamo. Il mio diario, appuntamento giunto alla 11ª edizione per avvicinare i ragazzi delle scuole primarie al tema della legalità. L'iniziativa è promossa dai Ministeri dell'Interno e dell'Istruzione col finanziamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Incontro quest'oggi con i bambini della scuola primaria Ruggero Manna. Con l'occasione sono stati distribuiti i diari a tema sicurezza e legalità ai ragazzi delle 4ª e 5ª elementari per l'inizio del prossimo anno scolastico. In questo modo cerchiamo di raggiungere e avvicinare i ragazzi delle scuole al mondo della legalità, quindi il diario ha dei personaggi, sono fumetti, comunque avvicina i ragazzi al nostro mondo, quindi alla conoscenza della Costituzione, della legalità, delle norme,
poi cerchiamo di aiutare i ragazzi a verificare se ci sono fenomeni di bullismo e di cyberbullismo all'interno, perché purtroppo a volte si inizia anche da piccoli a fare queste cose. È un aiuto che noi diamo. Finora in tutta Italia sono stati distribuiti 630.000 diari, ripeto siamo all'11ª edizione, ogni anno c'è una rotazione tra le varie città d'Italia. Poi lo vedrete, il diario è fatto molto molto bene, anche molto divertente, perché ci sono 2 personaggi che sono accompagnati da 4 animali, quindi anche il mondo degli animali è un mondo che avvicina molto i ragazzi a noi, e poi ci sono degli investigatori e quindi giovani investigatori, quindi dobbiamo insegnare loro il valore della legalità, questo per noi è importante. E ora un bilancio per il Museo Revoltella più che positivo per le mostre di Van Gogh e Ligabue, ecco il servizio. Fra un mese la mostra dedicata a Van Gogh ospitata al Museo Revoltella chiuderà i battenti. Quella che doveva essere una delle mostre più visitate del 2024 ha confermato aspettative e pronostici. A oggi infatti i visitatori hanno superato quota 110.000 e ancora molte sono le prenotazioni fino al 30 giugno con giornate già totalmente sold out. Ai visitatori non raramente si sono viste lunghe code all'ingresso del museo. È piaciuto anche l'intero progetto espositivo, quel racconto così intenso ed emozionante dei vari aspetti della vita di un artista unico e senza tempo. A breve si chiuderà anche la mostra dedicata ad Antonio Ligabue, un altro artista importante, stimato e conosciuto dal grande pubblico, la cui biografia, per sommi capi, può essere accostata a quella di Van Gogh. Anche la mostra di Ligabue resterà aperta fino al 30 giugno, finora i visitatori sono stati 52.600. È tutto dal nostro telegiornale, grazie per averci seguito, rimanete con noi, fra poco l'approfondimento è venerdì e saremo con Andrea Blau, a fra poco. Bene, rieccoci, bentrovati, è venerdì, è Andrea Blau, come capita di venerdì, ma in realtà capita anche altri giorni, purtroppo, no scherzo. È tornato a trovarci Andrea Blau, grande, come stai? Ma io mi domando, ma perché devo venire qua a farmi maltrattare da Gianluca Palladini? Vengo qua, si prende, va via, torno, poi mi dice che qua ogni venerdì, non sono qua ogni venerdì, mi fa venire di giovedì, non c'è lui. Cioè, ma puoi trattarmi male anche tu se vuoi, tanto io non mi offendo. No, al io massimo credo ti mando via. Ma credo che a casa ti difenderebbero, per cui non mi torna buono maltrattarti, no, assolutamente. Bravissimo giornalista, anzi ringrazio che finalmente ho di nuovo la possibilità di essere con Gianluca Palladini. E mentre ad Andrea Blau cresce il naso per le bugie che sta dicendo, no, lo ringrazio ovviamente, si scherza e fa sempre piacere. Io in realtà, Andrea, ti devo ringraziare perché per l'ennesima volta hai portato un argomento molto interessante. Facciamo vedere il titolo, eccolo qua, è già qui. Crisi dei quotidiani, di chi è la colpa? Parliamo di editoria, di quotidiani, parliamo dello stato di salute, no? Del giornale cartaceo, quello più classico, quello che io dico anche va letto perché è frutto del lavoro di tanti professionisti che lavorano tutto il giorno per garantire le notizie alla cittadinanza. Però c'è un problema, Andrea, che tu hai voluto analizzare, giusto? Sì, assolutamente, diventiamo quasi seri, dai. Nel senso che trattare seriamente questo argomento assolutamente è d'obbligo, anche se non voglio che sia presa come una valutazione dove si trova il colpevole e quindi si punta il dito contro qualcuno. Vuole essere ancora una volta, come di solito cerchiamo di fare, una riflessione, o meglio stimolare una riflessione, e ci poteva stare anche un altro titolo, sempre sotto forma di domanda, no? Oltre a di chi è la colpa, c'è ancora la voglia di informarsi? C'è ancora la voglia di informarsi, di informazione. Perché? Perché un giorno, andando a leggere un quotidiano cartaceo, sfogliando, mi è caduto l'occhio, cosa che non è del perché non ho cercato questa cosa, su una
sulla parte bassa del quotidiano, su tutti i quotidiani, c'è il numero della redazione, i numeri, le mail, i contatti, eccetera, e poi c'è il numero di tirature del giornale. Ok. Ho visto i numeri di quel giornale. Che è il primo PDF che io ho preparato, immagino, qua. Che forse riusciamo a mettere... diciamo che là c'è un riassunto e non perché poi ho voluto... esattamente. Io ho visto, questo è un dato, io ho voluto fare una ricerca sul mese di marzo per prendere un mese in modo da avere anche un dato del 2024. E rapportarlo per le varie annate. Esatto, quindi non è una media annua, ma è la media di un mese, il mese di marzo, degli ultimi 10 anni, 11 dai, dove di fatto si vede il crollo dei quotidiani nazionali in forma cartacea. Quindi... Nella fascia verde c'è il 2013, un anno che ho preso tanto per andare indietro di un decennio, e vediamo che per esempio, allora purtroppo non ho messo in ordine alfabetico ma poco conta, i quotidiani sono i maggiori quotidiani nazionali, i più letti, quelli magari maggiormente di tendenza, nel senso che hanno una identificazione editoriale specifica, e poi un paio di quotidiani locali come il Messaggero Veneto e il Piccolo. I numeri che ci sono non sono i numeri di tirature, perché la tiratura è la stampa del quotidiano e l'invio nelle rivendite, nelle edicole, insomma. Questo è un numero di venduto. Ok. Quindi queste sono le copie non stampate, ma sono quelle al netto dei ritiri, cioè il numero di giornali finiti nelle edicole o comunque C'è venduti. un dato che sorprende già, che è quello, forse se vogliamo evidenziato in grigio, del 2020. Il 2020, sì, graficamente l'avevo messo in rosso, purtroppo viene un grigio, ma è colpa mia. Il 2020 è l'anno del Covid. Infatti, se vediamo il dato molto interessante... E quindi di un piccolo crollo anche, Di un piccolo crollo fisiologico, perché i negozi erano chiusi, o meglio, era difficile andare a comprare il giornale, ma per esempio, essendoci mancanza di materiale di cui parlare, la Gazzetta è stata, forse la Gazzetta dello Sport, è stato il quotidiano nazionale che ha avuto il maggior impatto. Infatti se andiamo a cercare la Gazzetta dello Sport, eccolo là, andiamo da l'anno precedente 134.440 copie vendute come media nel mese di marzo a 69.651. È un crollo che è soprattutto dovuto al Covid, ma come vedremo difficilmente si recupera. Abbiamo un si dato... va a 71.000 l'anno Esatto. successivo, balza a 94.000 e oltre in quello successivo ancora per la Gazzetta, e poi però si torna giù a 87.000 fino a tornare a 83.000, quindi non un vero crollo, però a ribasso. Ecco, e lo sport dovrebbe essere una fonte che non è condizionata da una cosa che dirò adesso in risposta di chi è la colpa, no? Allora c'è una tendenza popolare dell'accusare il giornalismo in generale, di fare cattiva informazione, di fare un'informazione, ecco, la maggior parte delle persone definiscono, si staccano dall'informazione dei quotidiani cartacei perché le notizie sono faziose. Quindi c'è un distacco dalla lettura che non è una sorta di cronaca, ma è un racconto che viene definito e interpretato come un racconto strumentalizzato, cioè diventa fazioso, che va a sposare una linea politica o editoriale indifferente. Questo ha creato un distacco dal lettore, ma questo distacco è la vera causa di questi crolli, perché se vediamo un attimo di nuovo il dato, ecco, proviamo a guardare per esempio il quotidiano più letto in Italia, che è il Corriere della Sera, che è il primo in alto. Nel 2013, 10 anni fa, poco più, vendeva 387.950 copie come media mensile del mese, per esempio, di marzo, che in un contesto nazionale di, quanti siamo? 50 milioni di persone, non è un numero importante, però è così, leggiamo poco purtroppo, e questa è la prima riflessione da fare. Perché non leggiamo di più? Guai a staccarsi dall'informazione attendibile, e poi ci arriviamo senza dover tagliare niente, cercherò di essere più veloce. Se guardiamo il dato, sempre Corriere della Sera, dal 2013 andiamo a fine colonne e sulla stessa riga troviamo il dato 2024, andiamo dai 387.000 del 2000 a 10 anni dopo una perdita di quasi il 45%. Di 2/3 si è ridotto praticamente. Impressionante. È un dato che visto così a crudo fa impressione effettivamente. Esatto, è un dato molto molto significativo.
che, riporto la domanda, non abbiamo più voglia di informazione? La gente non legge più per faziosità? Ma quindi dove ci si va a informare allora? Allora, secondo materiale che ho mandato... Oltre a guardare Tele4, ovviamente. Oltre a guardare Tele4, che là non si scappa perché non c'è faziosità, esatto. Poi c'è la simpatia di Gianluca Paladin. Come minimo. Potreste telefonare per dire di non farmi venire più a me, ma tanto io ci vengo lo stesso. Appena ho sorriso, Enzo mi ha tolto appena ho sorriso. Grazie Enzo. Adesso però sto male io. Dai, a parte battute, se riusciamo a vedere il video, o meglio il video, scusa, le cifre che ho mandato, per iniziare con un'altra considerazione. Cioè tu vuoi che io vada a prendere quell'altra cosa che mi hai mandato? Sì, quell'altra cosa che ti ho mandato, non quella brutta, quella che è coerente. Sai che con me devi essere specifico, perché sono un po' cisto su queste cose. Oh, eccoci qua. Allora, tu volevi mostrare questo, giusto? Sì, il numero approssimativo di ricerche su Google nel 2013 e nel 2023, quindi proprio hai preso 2 anni a distanza di 10 e li hai rapportati. Esatto, ecco dove sono finite le persone. Lasciamo a parte la faziosità, che sicuramente è un discriminante che porta ad abbandonare la lettura di certi quotidiani. La notizia non piace più, faziosa, oppure se si cerca la polemica va bene, ma porta a un target di lettori molto più basso. Ma non giustifica quel crollo del Corriere della Sera. La gente è qua. Vediamo che dal 2013, che comunque la digitalizzazione, i motori di ricerca come per esempio Google facevano, e questo in numeri italiani, attenzione, non stiamo parlando di numeri mondiali. Di Google Italia. Okay. 2161 trilioni di ricerche in un anno, nel 2013 3570 trilioni di ricerche nel 2023, l'anno scorso. Anche questo è un aumento significativo. Gli utenti sono lì, cercano notizie gratuitamente, le cercano su altre fonti e purtroppo si scontrano su notizie che non hanno il filtro di un quotidiano, cioè una redazione, un lavoro di un giornalista, la capacità di verificare e scartare la fake news. Avendo avuto un po' di tempo in più avremmo potuto simulare una fake news, ma magari lo faremo la prossima volta. Questo è il principale problema, la gente cerca le notizie su internet probabilmente non sapendo di dover cercare, per carità qua ci sono anche la ricerca, vorrei delle scarpe con i lacci blu, però è una consuetudine, l'abitudine di cercare qualsiasi cosa, quindi anche le notizie soprattutto. Andare ad utilizzare quel motore di ricerca sposta le persone dall'utilizzo del cartaceo e dall'utilizzo di fonti certe, come ribadisco è quella di un giornalista, di una redazione. Poi si può contestare la formulazione di quella notizia ed eventualmente la faziosità, ma questo porta ad una sorta di dialogo a distanza. Io non ti leggo più, cambio la lettura, vado su un altro quotidiano, vado su un altro telegiornale, no, TG di Tele4, guardatelo, ma se vado a fare questa è un'azione di libertà. Se lo faccio su internet bisogna sapere cosa si cerca, perché rischio di andare ad incorrere su fake news o su notizie che dà per esempio Andrea Blau, senza andare a verificare se quello che lui sa sia attendibile e abbia una sua credibilità, una fonte che abbia avuto una sorta di filtro, no? Che sia attendibile. L'altro problema molto molto importante non è pari per adesso a quello dei motori di ricerca, ma l'altra fonte che distrae dalla lettura dei quotidiani cartacei è la pirateria. La pirateria è un grossissimo problema, nel senso che ci si prova ad informare, proprio perché la domanda di prima, c'è ancora voglia di informazione? Sì, c'è. Le fonti sono talmente tante e purtroppo ci sono anche quelle che non sono legali, o meglio la pirateria. Trovare un giornale perfetto sul web che sia non a pagamento è più semplice di quello che si pensa. Va detto che ormai i giornali, i quotidiani cartacei hanno deciso da molto tempo di digitalizzare il formato cartaceo, quindi di metterlo in vendita o in abbonamento in formato digitale, quindi su internet, sul web, ma non c'è questo passaggio da
cartaceo a digitalizzazione alla pari, cioè se io perdo 50.000 copie dal cartaceo non ne ho 50.000 non vado a recuperare a suon di click, per così dire, attraverso il web. Siamo a certo. circa il 10, dipende dalla testata, 10-20%. Quindi non c'è questo passaggio alla stessa fonte su forma digitale, a meno che non sia una fonte piratata. Ma perché questo? Probabilmente, questa è una mia valutazione, attenzione, proprio perché c'è voglia di informazione e l'informazione oggi costa, si cerca l'alternativa. Se proviamo a pensare quanto costa comprare il giornale oggi tutti i giorni, e almeno lo stesso giornale potrebbe non essere sufficiente, cioè avere un'alternativa a quello che dice quel giornale vuol dire comprare un altro giornale che magari ha linee editoriali diverse. Diciamo che anche il caro vita potrebbe essere inserito. Lo è assolutamente, no? Lo è assolutamente. Anni fa l'incidenza del costo di un quotidiano su una paga era molto più bassa, oggi è un valore importante. 1,30 € circa di un quotidiano per 30 numeri al mese vuol dire un bel po' di soldini. Certo. Se li moltiplichiamo per un anno di informazione... Se poi uno vuole, come è anche bene che sia, se uno riesce a farlo, a leggere più di un quotidiano al giorno, i costi aumentano chiaramente. Assolutamente, e il confronto della stessa notizia su più testate credo che sia una delle forme di libertà e di informazione migliori. Perché posso confrontare e scegliere io qual è la notizia che mi piace più, perché è stata scritta male, perché è più veritiera, o semplicemente perché lo stile del giornalista lo preferisco e quindi mi piace di più. Però lo faccio scegliendo su un professionista, non su una persona X che perché riceve 10 like o qualche condivisione diventa attendibile. Non è la stessa fonte, non può essere valutata nello stesso modo. Andrea, quando avremo modo io virerei anche sul tema fake news per la prossima puntata, se sei d'accordo. Volentieri. Rischiamo di lanciare il tema per poi non parlarne, oppure... Ovvio. Abbiamo ancora una delle challenge in piedi che io me la sono dimenticata. Quella della mozzarella pucciata in mare, sì, era una challenge interessante. Una cosa terribile, davvero. Ma sì, anche perché porta malattie, perché pucciare un alimento nel mare, che era bello, perché si facevano questi bei video con questi ragazzi bellissimi, un alimento anche magari come una mozzarella di bufala di una bella dimensione, certo, buona, messa in mare, mangiata così come se fosse la cosa più buona del mondo, poi alla fine lo fanno dalla barca con una barca a motore che libera delle sostanze nocive, certo, quindi una furbata ancora. E queste sfide su internet sono veramente furbe. Sei riuscito a parlarne, hai visto? Sì, sono riuscito a parlarne. Quanti minuti abbiamo? Basta. Nessuno, basta, è finita. 5 secondi, sennò poi Giorgia si arrabbia con me dei palinsesti. No. E quindi che è la vogliamo... terza G, Giorgia. Sì, è vero. Che abbiamo Gianluca in regia, Gianluca qua e Giorgia in redazione. Dopo questa non so se ti faccio tornare, Andrea. Esatto. Grazie ad Andrea Blau con grazie la sua simpatia, ma anche con i suoi argomenti, e ci rivediamo alla prossima, Andrea. Grazie. Alla prossima, grazie a voi. Grazie Ciao. per averci seguito anche in questo divertente ma utile post TG. Un saluto, buona serata.